centro anch'io. Un nuovo appuntamento col centro anch'io speciale vini bresciani, tutto nuovo tranne il nostro Davide che non è più nuovissimo, però è sempre gradito, preparato, bello, bravo e simpatico. Che bello sto allestimento, non abbiamo mai commentato, abbiamo le nostre uve, i nostri calicini, ovviamente. E oggi siamo quasi addirittura d'arrivo delle nostre produzioni legate ai vini, parliamo ancora del Capriano del Colle, DOC, sì, vero? Esatto. Che abbiamo già anticipato ieri, ma c'è ancora tanto da dire. Piccola denominazione che merita ben di essere esplorata, non abbiamo parlato del territorio di produzione del Capriano del Colle DOC, no? Quindi magari possono essere 1, 2, 3 comuni. Quanti comuni possono essere per la produzione Capriano? Sì. Beh, Capriano del Colle dà il nome alla denominazione, quindi Capriano del Colle potrebbe essere o magari viene preso per altri motivi. Ma no! Non si sa, dai, ti do io tre nomi di tre comuni che fanno tutti riferimento all'area di produzione, ma uno di questi non permette la coltivazione dell'uva Capriano del Colle DOC. Quindi qua è insidiosa per gli esperti di Capriano del Colle. Sei un esperto di Capriano del Colle? Io sì, perché a Capriano c'ho le zia. Ah, chi? Oh, bello, allora avrai sentito anche tu perché ma no, lo dico esperto in che senso? Di vini, pensavo di strade, a Capriano sento che è l'accesa, sento che è il chiumino. Beh, già un bell'inizio per la toponomastica un pochetto la conosco. Allora, 3 comuni in cui si può produrre Capriano del Colle DOC, punto di domanda. Ma uno di questi no. No. Esatto, ti do Flero, ti do Poncarale, che sono vicini, e ti do Capriano del Colle, sono tutti e 3 vicini, sì. Quindi uno dice magari, sai, uno di questi 3 Capriano del Colle, sì. Potrebbe essere Trabocchetto, in verità si può vabbè, allora una volta che sono quasi sicuro. Poi il vitigno, allora. Vitigni, esatto, esploriamo anche un po' i vitigni. Il vitigno a bacca bianca più coltivato a Capriano del Colle, cioè l'uva bianca più coltivata a Capriano del Colle. 3 alternative. Solite 3 alternative. Chardonnay. No, Chardonnay no, francese no. Ma che ne sai? Franciacorta si può fare Chardonnay. Vabbè, però Capriano no. Ma chi lo sa? Chardonnay, Turbiana, non lo so, o Traminer. Vabbè, Traminer, vitigno famosissimo. Famosissimo. Sì, scusami, perdonami, c'ho solo da imparare da te. Fai qua il bravo, mi informo e torno. Mamma mia, sto qua. Allora Davide, oggi sono in compagnia di Edoardo e Susanna che vediamo un po' se riescono a risolvere i tuoi quiz sui vini. Allora, voi che fate? Siete di Brescia? Sì. Ok, e possiamo sapere che fate nella vita? Beh, insomma, forse studente, no? Sì, studente, vado all'università. Cosa? Ingegneria biomedica. Bocca al lupo davvero. Crepi. Congratulazioni per la scelta. E lei, signora? Io lavoro in un'associazione no profit che si occupa di organizzare eventi per gli istituti scolastici di secondo grado per gli studenti. Bello, che bella coppia assortita che abbiamo qui oggi. Va bene, allora, stiamo parlando del Capriano del Colle DOC. In quale di questi comuni secondo voi non si può coltivare uva per Capriano del Colle DOC? Non si può. A Flero, a Poncarale o a Capriano del Colle? Flero. Flero, beh, cosa fa? Flero, questa è la risposta. Qual è il vitigno a bacca bianca più coltivato secondo voi a Capriano del Colle? Chardonnay, Turbiana o Traminer? Chardonnay. Anch'io. Va bene, noi sappiamo le risposte, manco io le sa lui e adesso le sveliamo. Grazie, molto gentile, in bocca al lupo per tutti. Sono tornato con le risposte, hai visto? Edoardo e Susanna, va bene? Mamma e figlio. Allora, bravi? Bravissimi. Buoni esploratori in partenza. Dovremmo bere un pochino di più caffè. Già che non ci ha menato è già stato il risultato. Finché va in giro tutto orco. Esatto, no? Allora, loro hanno risposto che a Flero non si può produrre e coltivare uva Capriano del Colle DOC, ed è corretto, perché l'uva Capriano del Colle DOC si può coltivare sulla collina del Montenetto, che fa riferimento a Capriano del Colle e Poncarale. In realtà a Flero però si può vinificare, cioè io posso raccogliere uva sul Montenetto e trasformarla in vino a Flero mantenendo il nome Capriano del Colle DOC, perché tradizionalmente le famiglie di Flero avevano piccoli pezzettini, qualche piò, mezzo piò, un quarto di piò sulla collina del Montenetto. Quando la storia incontra poi quindi la scusami, se un piò è un terzo di ettaro e un quarto di piò quanto è? Un quarto di piò quant'è? Ci vogliono 4 piò matematica, poi provo, ti dico. Mentre invece poi la domanda sulla vitigno a bacca bianca, loro hanno risposto Chardonnay, vitigno internazionale molto diffuso, si utilizza per produrre Franciacorta,
corta, ma a Capriano del Colle è coltivato, ma non è il vitigno più coltivato. Il vitigno più coltivato per la produzione di Capriano del Colle DOC è la Turbiana, che è lo stesso vitigno che si utilizza in Lugana, ne abbiamo parlato per il Lugana, si coltiva anche per la produzione di Capriano del Colle DOC. Quando stapperete una bottiglia del Capriano del Colle DOC non vi verranno in mente tutte queste belle informazioni, queste pillole di saggezza. Prima di salutarci, una parola in dialetto legata al mondo del vino, care Davide, qual è? Bellissimo, oggi parlando di mamme, vista l'intervista, la mamma ti passa sempre al Rösen a tavola. La ruggine? No, non è la ruggine, ma il Rösen. Se tu prendi una grata de uvo, il Rösen è il piccolo grappolo che puoi staccare, quindi o nasce direttamente piccolo al Rösen, oppure la mamma a tavola ti stacca al Rösen da darti per poterlo mangiare. 150 euro di scenografia se ne sono andati però adesso. Vabbè, adesso li mettiamo a posto subito. Sono danni. Alla prossima, grazie, ciao, arrivederci.